No, I'm not a writer. Buongiorno Italia. Sono svegliati i cacciatori. Però dove siamo? Apriamo la finestra magica con schito per fuori, chiaramente. Apro la finestra magica con lo schito impettato. Buongiorno Italia. C'è la nebbia stamattina, era ancora più bello. Io avevo fatto anche la foto che mi ero svegliato. E poi sono tornato nelle lalle. Oh, 10:30, questo è l'orario che volevo. E dai, questi cacciatori del cazzo, devo dronare via. È andato via anche. Vedi come la nebbia, no? Brava sto perde coglioni, tomare brutta Che simpatico il mini camperino. È piccolissimo, cazzo, ma che roba. Fuorissimo. Buongiorno, che grotte ci sono di qua? Ciao bene, ho appena apprezzato un gatto, senti, le grotte di San Bernardino. Ah, di qua si va. Sì, c'è la visita guidata, ci sono un gruppo di persone adesso che stanno per entrare. Ok. L'ultima domenica dopo chiudono. Sì, è un sentiero facile in mezzo ai boschi, è indicato. E per la Valle dei Mulini? Per la Valle dei Mulini, allora, per la Valle dei Mulini bisogna andare su, Sì? si passa la chiesa, Sì? sulla sinistra c'è un sentiero in cemento, Sì? è indicato con una freccia, si prende lì, si scende a valle, quando si è giunti a valle per quel sentiero lì, a destra, sempre a destra, e si va alla Valle dei Mulini. Si sbuca in contrada dei Mulini, la strada che porta alla Valle dei Mulini. Gentilissimo. Niente. Grazie, Ciao, sai. bello. Ciao. Noi abbiamo visto il gatto di montagna. Aiuto. Guarda che pagliaccia, lascialo lì. Dai, il gatto, va via. Allora attraversiamo, dai, vieni. Un gatto un po' così quello. Che bella chiesa. Cos'è che aveva detto il tipo? Boh, intanto andiamo su di qua. Anche il cane che mi fa da trazione, guarda, perché è alla ricerca del gatto. Allora, qui adesso abbiamo le prigioni di Mossano, la fontana di Mossano. Ma dove ti porta? È incredibile, io ho gli attacchi di vertigini e con le gocce di bacca riesco ad andare avanti. Pazzesco, ne ho prese 3 e vado via tranquillo, se no, boh, incredibile sta storia. Però ragazzo, per quanto io sia tranquillo, c'ho per terra tutto bagnato e non so se capisci in GoPro che razza di salite ripide ci sono. Quella roccetta, diciamo, ha la muffetta sopra, no? È abbastanza scivolosa. Il resto è foglie e terriccio. Cioè, vedi, lei ha 4 zampe motrici, ha le unghie, va, fa, briga. Ma io... Perché io lo so, cioè, l'ho già detto anche in altri video, a Vicenza sono così, cioè hanno delle vertigini probabilmente sovrasviluppate rispetto alle nostre, no? Cioè non ci sono appigli, guarda, non c'è una cordetta, un cazzo di sottospecie di guardrail, niente, però. Come quella volta che ho fatto in moto il passo della Grande Guerra, mamma mia che incubo, 4 km di burrone tornanti sui sassetti con una brutale, porca puttana. Sarà là che ho preso le vertigini? No, le ho prese a Tenerife le vertigini. A mia discolpa però vorrei dire che tutta la gente che ho trovato prima che veniva su qua avevano i piccotti, no? Cioè sai, i bastoni, l'arrampicata. Vabbè,
e noi qua così. Ok, era solo quel punto lì, diciamo, abbastanza stretto, ripido, con la curva e tutto quanto. Mi spiace si è perso un momento in cui ho detto ma vaffanculo anche le vertigini, ho rotto le palle e sono andato avanti. Adesso dopo è facile, vedi? Cioè, almeno spero. Ma ecco che con l'aiuto delle moderne tecnologie riusciamo ad andare avanti. Popi popi. Ok, vabbè, come sempre in GoPro tu non capisci, ma la salita qua è decisamente ripida e io qua sto camminando sulle fogliette, quindi per cui ci rinuncio, mando a correre in culo anche la Valle dei Mulini. Ci tornerò la prossima volta con qualche nuova droga, con qualche... No vabbè dai, cazzo, non si può. Allora almeno metti una cordata, per carità, magari ho sbagliato sentiero, perché c'erano vari bivi e io ho detto ma prendiamo questo che è più colorato, hai capito? E sai, avrà qualche roba. Vabbè, pian piano, gambe larghe, leggermente accucciato, bastone in avanti e tac! E via a giocare con la mia giovane vita, così. Cane, fanculo. Quella. Non fatemi gli scherzi, Allora, signore Vertigini, com'è andata? Beh, a un certo punto lo stavamo perdendo, poi niente, siamo rimasti sul classico, gli avevamo fatto un invito a cena e ci siamo ritrovati, noi e la sua psiche contorta e malata, e così il rapporto è ritornato a riconsolidarsi, insomma, ecco, adesso è cagato duro come non mai, diciamo c'è un po' di vai e vieni, ecco, sì, quello voglio dire, però insomma un po' come tutte le storie, anche la storia con le vertigini ha i suoi alti, i suoi bassi. Comunque vedi, una cosa che ho avuto modo di osservare su tante cose è che l'essere umano quando è da solo amplifica le sue paure, le sue percezioni, tante cose. Quando è in compagnia, non lo so, entra in una specie di altra dimensione, in un altro stato emotivo anche, se vogliamo metterla così. Io ad esempio mi sono appena fermato a chiacchierare un attimo con una famigliola che stava passeggiando, intanto mi ha detto che ho sbagliato il percorso, quindi mi ha dato le indicazioni, sì, ma li ho visti camminare tranquilli e io ho acquisito quella loro tranquillità, cioè, ma il tutto in una sorta di automatismo, no? E quindi io sto facendo anche la discesa adesso, che tu ovviamente in GoPro non puoi mai capire quanto ripida è, veramente tranquillo, cioè la discesa è molto più paurosa della salita, è una cosa assurda, per quello effettivamente per fare questi giochetti qui con la mia giovane vita devo andare in compagnia, cioè no scusa, ma tu veramente non puoi capire quanto ripida è qua la situazione. Beh, intanto comunque col bastone hai tutt'altro equilibrio, cioè veramente è una cosa incredibile. So che magari sembra che io dica una banalità, una stronzata, però magari sono quelle piccole cose che uno non ci fa caso. Cioè tu prova a fare una camminata in certe situazioni con bastone, è tutta un'altra cosa. Figata, c'è appena stata una piccola frana di quella roccia calcarea lì, di quella montagnola. Purtroppo non ho fatto a tempo, però è stato molto bello, molto suggestivo. Perché è il discorso che facevo prima, no? Quando sei da solo tutto ha un altro peso. Allora lasciamo qua il bastone del potere per i prossimi che arriveranno. E noi in teoria dovremmo entrare da di là, esatto, guarda che bello, proprio da di qua entriamo. Ah sì, questa è l'entrata, quindi io adesso segno col GPS il punto, esatto. Comunque guarda, vedi, non puoi sbagliare, c'è il cartello, parti da Mulino Mucchietto Marco.